Buonasera a tutti e benchiatas a Novis. Eventi sfigurati a colpi di bottiglie di un uomo che aveva fatto entrare in chiesa, vittime di aggressione, una femmina che è stata ferita di un giovane di 20 anni che con l'aggredita aveva un appuntamento. Appena è entrato in chiesa delle vittime, l'uomo ha tirato fuori una bottiglia di veri e le ha adoperate per colpire ai muse le vittime. L'aggressore però non sapeva che in tale vi era un altro inquilino che davanti dal berlade femmine è intervenuto in sua difesa. Il giovane di 20 anni si è dunque scerato in bagno schiampante dal barcone, ma gli agenti delle polizie, clamati dal coinquilino, hanno inquietato in poco tempo il giovane a chiesa dal pari, ignorante di tutto, con anche i vestiti e le scarpe sporche di sangue. Le ferite delle femmine sono state giudicate dai sanitari gravi e l'uomo è stato arrestato e portato in prigione. Un fantato di 15 anni è stato ferito in maniera seria dopo essere stato appazzato di una macchina intanto che era da ora passare in bicicletta via al Trento a Flumvenit. A interessarsi dalle cause dell'incidente sono i carabinieri, intervenuti ieri di sera sul luogo dell'incidente. Ai guide dell'auto era un giovane che si è fermato ormai a prestare soccorso al fantacciut, sbalciata a diversi metri di distanza. Cumore ricoverata all'ospedale di Pordenone in condizioni gravis. È arrivata a entrare in un condominio al centro di Trieste facendo di un rider, ma in realtà era un lari professionista. È succeduto in capitale regionale, con l'uomo che con la complicità di altre 3 persone è arrivata a entrare in un appartamento schiampante con odiesi di valore. La polizia, in grazie dai filmati e telecamaris, ha individuato l'uomo con tutto che include de monture e fornimenti di rider al vessente mascarute a cui viergi la muse. Tutti i componenti delle bande, 2 triestini con precedenze e 2 femminis sono stati denunciati. Di UEA sono vierti gli agenti per le prenotazioni delle quinte dose delle vaccine anti-Covid anche per persone fino ai 60 anni. Le persone che le prendute raccomandate che si reclamano il tierce sono che disore dai 80 anni, i fragli e gli ospiti delle chiese di polse. Il reclamo al può essere fatta a 120 giorni delle ultime inoculazioni o delle ultime infezioni. Al resto è sempre possibile avere le vaccine anti-Covid con la dose di anti-influenzale. È un yacht di 24 metri di bandiera statunitense sequestrata a Trieste, il prim ben mettuta l'asta in linea sulla nuove piattaforme di agenzie des doganis. Il natante, chiamato Brigitta, è stata sequestrata da Guardia di Finanza triestine in tal 2017 per quintribante perché violava i termini legali di entrata in Unione Europea. In tal 2021 è stata assegnata dal Tribunale agli enti des doganis e, viuduta l'impossibilità di doprarlo per fini istituzionali, è stato mettuto in vendita. La nuova piattaforma permette di partecipare ai esasti in tutta Italia dopo increditamento e pagamento di una cauzione. Il gruppo consigliare regionale della Lega ha presentato le nuove leggi omnibus, previsto un bilancio di 3 milioni di euro, di poter aumentare fino a 5, intrecciata a famiglie, imprese e turismo. Non si presenta il Chiaf Group in Consiglio regionale, Mauro Bordin. Sì, è una legge che va a completare il lavoro che viene cominciato all'inizio del mandato, quando viene approvata la prima omnibus del gruppo Lega. Con questa seconda omnibus, lì in qualche modo a rifinire il lavoro che viene fatto, con misure che vanno ad aiutare il mondo delle famiglie, ma anche il mondo produttivo. Pensiamo ad esempio alle misure per favorire l'economia del mare, oppure l'insediamento produttivo all'interno dei centri abitati, con grande attenzione alla manodopera femminile e all'imprenditoria femminile. Pensiamo dopo la semplificazione che comunque viene introdotta da diversi settori come la CAS, la PERS, l'edilizia, l'urbanistica. Una lavoro articolate che cerca di dare le risposte ai cittadini e alle imprese della nostra regione.
I sindaci dai comuni di Monte e zone di Pordenone domandano che anche i loro territori sedin considerassi in fasce zero dai scons carburanti che prevedono un'altra taglia di 10 centesimi dal costo di benzina e dal diesel. La fascia zero è riservata ai residenti che sono stati dentro di 10 km dai confini, i princi cittadini di Claut, Cimolai, Serto, Barci, Sandreis, Frisanc, Tramonci, Disora e Disotte hanno inviato una lettera al Consiglio regionale e all'assessore Fabio Scocimaro per domandare che queste sconta se disladiate ai comuni di fasce C vengono stai che definissi di monte dal dute e lontani dai grandi centri urbani. A Trieste è stato presentato il primo trapiante in un paziente in vita con tecniche robotiche di Fiat fatte all'ospedale di Modena. L'operazione presentata in tal corso dal 45° Congresso Nazionale delle Società Italiane Traplants di Organs ha avuto anche protagonista un uomo di 30 anni che ha donato parte dal Fiat ai mari di 60 anni con un tumore primitivo in un contesto di cirrosi epatiche avanzate. Il donatore è stato dimettuto appena 40 ore dall'intervento alle 11 prinsi interventi dagli ENAR in Europa. Avanzudi 5 a 7 corsi attivati al MIZ Academy di Udin e a Son 131 i futuri tecnici superiori che cominciano il percorso formativo. In una fase di evoluzione forte delle industrie di manifatture sbande la frontiera dal 4.0 alle sempre più centrali alla ricerca di figure su nevore specializzate. Ma cresce il disvantaggio tra giovani formati e scompetenze evoluti in maniere tecnologiche, cirudis des aziende, che pronta e si dentro in tal mondo al lavoro. Un disvantaggio che MIZ si propone di IEMPLA ai sedi didattici di Udin, Isis Manignani, Liceo Sello e di Felette, si giunte che l'Altiarnia Industrial Park. L'Istituto Tecnico Superiore l'ha attivato per il biennio 2022-2024 due new course orientati alla rivoluzione green e formeranno figure specializzate in eco-design e anche energy specialist. E per usgnota le dute, Gnovi saltone domani, sempre a snuvan col vinzo zere. Mandi e buone serate di Viodisi.